Mister, un commento su questa partita, insomma, una beffa finale dopo che nel finale del primo tempo avete fallito due grandi occasioni. Insomma. Ma che si potrebbe dire? Tanto e niente, no? Io volevo fare soltanto un complimento ai ragazzi perché sono stati in campo diligentemente e abbiamo creato tantissime occasioni. Quando sbagli due rigori, il gol, la palla di Cadao davanti al portiere, bisogna niente, leccarsi le ferite, potevamo fare sicuramente qualcosa in più, però nel calcio c'è onore anche all'altra squadra, è stata sempre in partita. Poi ci sono tanti episodi, gli episodi domenica ci hanno sorriso, oggi eh, ci hanno un po' condannato a una sconfitta sicuramente meritata. Questo è il calcio, fa parte del calcio. Abbiamo giocato con una squadra che ha fatto un tiro in porta, ha segnato e si è portata a casa 3 punti. Noi abbiamo fatto la partita, è una partita sempre difficile. Oggi la dimostrazione è che sono una più complicata dell'altra le partite, che non esistono partite facili. Ci saranno tante cose da rivedere in società, le vedremo in settimana, che non vanno bene perché noi contiamo di fare un buon campionato, vogliamo onorarlo nel miglior modo possibile e sicuramente speriamo di avere già dalla prossima partita trasferta da Strea una svolta in tutto e per tutto. Andremo sicuramente sul mercato perché dovremo trovare qualche attaccante, qualcosa in più perché non possiamo pensare con questi gol di poter ambire alle prime posizioni, sì che lasciamo passare ancora qualche giorno, riusciamo a capire se riusciamo a esserci anche noi per questo campionato, per i primi posti, per arrivare ai playoff e combatterlo fino alla fine.